molto tempo c'è stata, diciamo, anche da parte degli addetti ai lavori, degli studiosi, un'attenzione dedicata esclusivamente ai pani. I pani che dallo studioso Alberto Mario Cirese sono stati descritti come la specializzazione culturale dei sardi. In realtà il patrimonio dolciario è ricchissimo dal punto di vista delle varietà, è ricchissimo anche dal punto di vista della complessità e delle simbologie. Parlarne in maniera divulgativa e scientifica è un modo per sconfiggere questo pregiudizio che è lungo a morire. C'è un rigoglio di tutto rispetto quanto a varianti, complessità, ricchezza di simbologie, di un patrimonio dolciario che è tutto da raccontare, da ascoltare e da apprezzare. Sostenibilità perché utilizzando le materie prime del territorio si può valorizzare tutta un'economia delle nostre terre. Poi hanno sicuramente anche una sostenibilità dal punto di vista culturale, perché i dolci sardi rappresentano una storia, come tutti i prodotti enogastronomici, ma in particolare i dolci, che poi sono anche il momento, diciamo, della delizia, del piacere, proprio inteso anche come nello stare insieme, rappresentano tanto della nostra cultura e raccontano tanto anche dell'animo di noi sardi. Cercare di valorizzare la tradizione e il territorio e quindi la sostenibilità sempre in maniera anche contemporanea, cioè il fatto che è integrale, non perché ha farina, perché assolutamente se ne guarderebbe bene, insomma mia bisnonna si volterebbe, diciamo, nella tomba se sapesse che usiamo la farina nei dolci, perché non ha la farina ma è integrale per il semplice fatto che la mandorla ha la buccia. Una cosa semplicissima, però questo permette intanto di avere un gusto leggermente meno stucchevole rispetto al classico amaretto, ma soprattutto di avere un'estetica anche molto contemporanea, perché lo scuro, l'integrale è molto più vicino, diciamo, alla nostra generazione rispetto al candore bianco classico.